Eccoci con Simone Daneluzzi. Era tuo il gol, il primo gol, perché dagli spalti non si è visto molto bene. Ce lo vuoi raccontare? Niente, è arrivata palla a cappellotto, io sono partito, mi ho visto in aria, ho messo una gran palla e poi all'inizio l'avevo mezza ciccata, quindi un po' fortunoso, però alla fine sono riuscito a metterla dentro, insomma. Perciò l'hai accompagnata tu, non è che sia stato il portiere che No, l'ha... no, l'ho presa con un primo tocco, è rimasta lì e poi sono riuscito a rimetterla dentro. Perciò il tuo primo gol in campionato, penso che sei soddisfatto anche del tuo rendimento personale in questa partita. Sì, il primo tempo sicuramente meglio, il secondo potevo fare qualcosina in più, però alla fine è andata bene, dai. Chiedevo prima a Nicolò il clima dello spogliatoio, che è quello forse che vi fa tenere uniti un'arma vincente. Tu come lo vedi da questo punto di vista? Questo è il tipo primo pascotto dire quanti anni ha giocato in prima squadra. Questo è il mio terzo anno e sicuramente l'anno migliore da quel punto di vista, quindi come spogliatoio niente da dire. Allora chiedo anche a te, in conclusione, il tuo rendimento fino a qui, sei anche subentrato, non sei partito sempre titolare, ti aspetti e vuoi ottenere un qualcosa di più, partire, fare tutta la Sicuramente sì, partita? il più possibile per essere utile alla squadra, insomma. Possiamo Bene. ancora migliorare tutti, quindi io compreso, insomma. Grazie a Simone.